forze politiche che escono un po' con le ossa rotte dagli esiti di queste amministrative. I dati li commentiamo insieme all'onorevole Giancarlo Galan, ex ministro della Cultura del Popolo della Libertà. Buonasera, onorevole. Buonasera a lei e a tutti quelli che ci ascoltano. E ben ritrovato qui sui 99.8 di Radio Yes, onorevole. Lei questa mattina è stato intervistato da ilpunto.com, insomma del settimanale Il Punto, e ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alle amministrative, agli esiti delle stesse amministrative, insomma dichiarazioni che hanno scatenato un po' di polemiche anche all'interno dello stesso partito, insomma vogliamo partire da qui? Beh, io parto volentieri da qui perché credo che il primo dovere nei confronti degli elettori, o almeno di quelli che ci sono rimasti, sia ammettere che abbiamo perso. E il primo, è la prima cosa per poter sperare di ripartire, e di ripartire con ambizioni che è giusto avere, è riconoscere i nostri errori per non farne più, per migliorare. Quali sono stati? Sono partito da questo e sono arrivato alla conclusione che bisogna cambiare, e cambiare molto. Quali sono stati a suo avviso i maggiori errori? E programmi. Quali sono stati a suo avviso i maggiori errori compiuti dalla politica in questi ultimi periodi? Ma guardi, certamente ci sono errori comuni a tutti i partiti e sono errori nostri del PDL. Mi fermo sui nostri, anche se vorrei guardare di più a quello che verrà. Gli errori quali sono stati? Beh, insomma, intanto c'è anche qualche attenuante, perché noi paghiamo l'uscita, l'aver perduto la guida del governo, l'atto di responsabilità di sostenere Monti, insomma, però non nascondiamoci, noi abbiamo perso. Perché? Perché siamo diventati un partito come tutti gli altri, perché non abbiamo mantenuto le promesse nei confronti degli elettori, perché noi che eravamo il partito, o almeno lo era Forza Italia, più innovativo, più fantasioso, più, come dire, colorato della storia del dopoguerra in Italia, siamo diventati un partito grigio, vecchio, che esclude i giovani, che esclude gli altri partiti, perché siamo stati più attenti a escludere che non a includere, e in un sistema bipolare questo è un errore mortale. Lei ha fatto una perfetta sintesi sui commenti che hanno appena rilasciato su queste frequenze, da una parte il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti e dall'altra il blogger Mario Adinolfi. Volontà di rinnovamento forse maggiore rispetto anche a una strategia di alleanze che nel frattempo è venuto meno, forse questo è stato il dato che ha pesato di più? Ma certamente le alleanze sono più facili da realizzare e saranno più facili da realizzare. Noi saremo di nuovo un partito forte che tende a includere, non estremista. In un sistema bipolare, d'altra parte, chi va da solo perde, e credo che non abbiano voglia di perdere neppure i nostri potenziali alleati. Certo, bisogna ripartire con umiltà, sapendo che dobbiamo fare almeno due cose. La prima, ripartire dai nostri programmi, o almeno dallo spirito che li ha sempre animati, che ci ha procurato così tanto consenso, quello spirito liberale che si sostanzia in una frase: meno Stato, meno tasse e più libertà. E la seconda parte, la seconda cosa che dobbiamo fare, è ancora più difficile: trovare gli uomini che abbiano la credibilità per rendere questo programma attuabile, per poter dire ai cittadini siamo in grado di farlo. Io credo che ci siano, però tanti sindaci, tante persone che abbiamo eletto, che hanno riscosso un successo personale, non di partito, sono in grado di essere, sono riconosciuti come credibili dai cittadini. Ecco, certamente non lo sono più quelli che sono stati in prima fila fino ad oggi, compreso il sottoscritto. Onorevole, lei fa anche una sorta di autocritica in queste sue parole e dall'altro canto rafforza il concetto del bipolarismo. A suo avviso, allo stato attuale di cose, anche con la crisi e ciò che ha portato la stessa crisi, da una parte economica, dall'altra della politica, si può ancora parlare e sperare che in un futuro possa continuare ad esistere la logica del bipolarismo? Dobbiamo farlo, e dobbiamo non pensare che il bipolarismo sia sepolto, dobbiamo pensare che vada riformato in senso occidentale,
insomma in tutto il mondo occidentale, dove vige il criterio del bipolarismo, che ormai si è affermato anche in Italia, c'è però una differenza fondamentale. In tutto il mondo, Stati Uniti, Gran Bretagna, ma non soltanto, si vincono le elezioni al centro. In America Obama vince strappando elettori al Partito Repubblicano, facendo una politica moderata. Ecco, da noi si vincono con le estreme e questo dopo ci impedisce di governare. E io credo che il bipolarismo però vada riformato e permetta anche quell'alternanza che è la base, l'essenza di un paese democratico. Uno governa, se governa bene viene confermato, altrimenti vince l'opposizione e governa dal ruolo, con il ruolo dell'opposizione, che è sempre una cosa importante, senza drammi, senza tragedie, ma questo in Italia ancora stenta ad avvenire. Lei ha parlato anche di figure emergenti, figure che possano puntare anche sulla persona. Mi ha fatto venire in mente la figura di Tosi, con una Lega che comunque perde molto a livello di consensi ed un Tosi che viene eletto al primo turno. Ma è uno dei tanti nomi, ora facendo quello più eclatante. Facciamo uno di notorietà nazionale, questo è evidente. Tosi ha vinto da solo, la Lega ha perso a Verona, ha vinto quella lista che la Lega voleva impedirgli di fare, ha vinto una lista che non solo la Lega voleva impedirgli di fare, ma che era infarcita di noi. Pensi che ci sono credo 11 eletti provenienti da Forza Italia che erano di Tosi. Insomma, le persone credibili ci sono e non c'è solo Tosi, ce ne sono tanti altri, potrei fare altri nomi, ma evidentemente hanno meno notorietà del mio ex assessore, del mio attuale Tosi. Ecco, onorevole, ad ultimo siamo a commentare un altro dato, il dato che ha portato alla ribalta il Movimento 5 Stelle, questo anche è un dato di fatto a giudicare dai numeri. Questo non è un dato dell'antipolitica, è la misura del fallimento dei partiti che sembrano non rendersene conto. Io credo che sia un fatto assolutamente democratico quando un partito, una proposta politica raggiunge il consenso, anche oltretutto così ampio, merita tanto di cappello. Quindi ha vinto un po' la forza centrifuga, diciamo, più si allontana dal potere meglio è. Ha vinto chi offriva qualcosa di nuovo, di più fantasioso, di diverso dalla noia e dal grigiore dei partiti. Onorevole, lei come sempre è stato molto chiaro e per questo noi la ringraziamo, oltre che per la disponibilità che ha sempre nei confronti della nostra trasmissione e della nostra emittente, e auguriamo un buon lavoro. Saluto io e vi faccio tanti auguri. Grazie.